Incontriamo questa delegazione scozzese perché hanno già sperimentato un ruolo nuovo e innovativo delle professioni sanitarie e dell'infermiera in particolare. Da questo incontro ci aspettiamo un'anticipazione di quello che abbiamo previsto nel piano sociosanitario del Veneto e quindi una rivoluzione nei ruoli e nelle responsabilità, non più l'infermiere un complemento dell'azione del medico, ma un'azione parallela e coordinata. La comparazione è molto interessante che chiaramente confronta modelli anche diversi, bisogna capire le mansioni legate alla formazione dal punto di vista infermieristico, dal punto di vista ostetrico e paragonarle appunto al modello italiano, modello scozzese, modello italiano. Sicuramente questo della presa in carica del case manager da parte dell'infermiere è sicuramente qualcosa che abbiamo introdotto anche nel piano sociosanitario e quindi vale sicuramente la pena di approfondirlo. Gli infermieri sviluppano molto di più la loro attività usando gli strumenti e i medici fanno di più i medici, ricevono tutti i dati dagli strumenti e poi sono nella condizione di rispondere meglio alle aspettative dei pazienti. Questo consente di utilizzare minori medici e più infermieri. Nell'evoluzione per cui avremo bisogno di una sanità diversa da quella attuale, con capacità di contenimento di costi, avere questa visione in cui si riesce a utilizzare molto di più gli strumenti che sono sempre più raffinati, sempre più evoluti, ma anche più facili da dover applicarsi, mentre il medico fa davvero il medico. La Scozia ha molte somiglianze con il Veneto, pensate che come popolazione siamo a 5 milioni entrambi di abitanti, però hanno anche delle differenze ad esempio nella organizzazione dei servizi che possono essere ispiratori per noi perché abbiamo visto che le cose stanno cambiando in Europa, il nostro numero di medici sta diminuendo, abbiamo bisogno di personale infermieristico in maggior numero, visto le patologie che sono sempre più affliggono la nostra popolazione, la popolazione sta aumentando l'età media e quindi bisognerà rivedere l'organizzazione dei servizi e chissà che la Scozia non possa essere ispiratrice di qualche cosa di buono. Ci sono grandi similarità tra Scozia e Veneto. In entrambi i casi abbiamo ottimi modelli di sanità, grandi preparazioni professionali specifiche e buonissimi sistemi formativi. Sono convinta che il modello scozzese di infermieristica avanzata possa da voi essere analizzato e preso in seria considerazione, anche perché sappiamo che il grado di soddisfazione espresso dai nostri pazienti è decisamente alto e questo rende tranquilli i medici e gli infermieri sul fatto che stanno collaborando a un modello ben recepito a livello sociale.